Prima di vedere comparire i primi ombrelloni passerà ancora del tempo, ma intanto da Bibione a Rosolina sulle spiagge venete già fervono i lavori di ruspe, scavatori e autocarri ribaltabili per il ripascimento manutentivo dei litorali. Il tutto in attesa che ci possa anche essere un confronto con il nuovo governo, perché quando le condizioni lo permetteranno, la stagione balneare possa partire in sicurezza in tutta la costa veneta. In queste settimane l'intervento organizzato dal Genio Civile della Regione Veneto è molto importante. Qui sulla Eraclea parliamo di diverse decine di migliaia di metri cubi che sono stati pompati e adesso verranno distesi proprio per ripristinare le spiagge. È evidente che il ripascimento manutentivo è una parte fondamentale, è altrettanto evidente che è arrivato il momento di pensare degli interventi strategici e strutturali di difesa non solo per le coste dal punto di vista ambientale, ma anche per mettere in sicurezza un comparto che è bene sempre ricordarlo, rappresenta una componente fondamentale del prodotto interno della nostra regione. L'acqua granda che a novembre colpì Venezia ebbe conseguenze negative anche sulla costa e proprio un anno fa, in queste settimane, si svolgevano interventi di ripristino per i danni provocati dalle violenti mareggiate. Per questo, pur mantenendo la necessaria attività di manutenzione, la richiesta che arriva dal comparto turistico è di iniziare a ragionare anche su interventi strutturali per una difesa costante del litorale, interventi da realizzare magari con i fondi del Recovery Fund. In Veneto il turismo rappresenta la prima industria della nostra regione, di questo bilancio il tematismo del mare rappresenta un 50%, è evidente che questi fondi debbano essere utilizzati anche e soprattutto per mettere in sicurezza questo comparto, come dichiarato anche dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che parlando di turismo ha parlato di una vera e propria industria sulla quale vale la pena investire.